siete arrivate prime in cosa? Ginnastica artistica. Come vi sentite? Felici. Emozionate? Sì. Vi siete allenate tanto per raggiungere il primo posto? Sì. Questa mattina sono iniziati 4 gironi che completeranno le 2 gare che sono chiamate Gold 1 e Gold 2, che sono quelle riservate alle ginnaste di fasce sempre allieve ma di fascia d'età più grande, mentre ieri hanno fatto le ginnaste che appartengono alle categorie Gold 3A, che sono le bambine più piccole, e Gold 3B, che è una categoria open che permette a tutte le fasce d'età di gareggiare. Al via il campionato nazionale di ginnastica artistica femminile allieve Gold al Palazzo del Turismo di Jesolo. Questo weekend 650 atlete tra gli 8 e i 12 anni provenienti da tutta Italia scendono in campo con diverse categorie, sfidandosi per conquistare il titolo nazionale di migliore squadra. È l'appuntamento sicuramente più importante dell'anno e fatto in un contesto come quello di Jesolo e di questo palazzetto che ospita anche incontri internazionali di altissimo livello, con una struttura così grande, un campo gara così grande, gli permette veramente di vivere quello che è il loro sogno e l'aspettativa più grande. Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, le piccole campionesse mettono tutta la loro energia per classificarsi le numero 1 in ogni categoria. Domenica 18 dicembre si terrà la finalissima con ingresso libero, dove gli amanti di questa disciplina, e non soltanto, potranno godersi lo spettacolo dal vivo. Siamo legati a Jesolo e resteremo legati a Jesolo veramente per più tempo possibile, perché noi qui ci troviamo bene, abbiamo l'appoggio veramente di tutta l'amministrazione, abbiamo un impianto bellissimo e apprezzato da tutta Italia.